Buonasera a tutti. Siamo collegati in diretta per questa videoconferenza che come di consueto va in onda ed è aperta alla partecipazione degli amici simpatizzanti di plebiscito.eu, più in generale dei simpatizzanti della causa dell'indipendenza del Veneto. Buonasera a tutti. Adesso ci siamo. Ecco, ora abbiamo Mario. Buongiorno, Mario. buonasera. Buonasera. E che abbiamo anche Riccardo, che però si collega solo via microfono. Benvenuto anche a Riccardo. Ci abbiamo collegato già qualche giorno fa in occasione del 25 aprile con la festa di San Marco, e adesso a distanza di qualche giorno riprendiamo invece la consueta programmazione più o meno settimanale che ormai abbiamo iniziato da quando diciamo questa situazione del coronavirus ha un po' cambiato le nostre abitudini anche di collegamento, di riunione, classiche di un movimento che quindi attraverso questi nuovi strumenti come dire di comunicazione a distanza ha trovato il modo di continuare comunque le proprie attività e anzi di, se vogliamo per certi aspetti anche di intensificarle, mentre ci raggiungono anche altri due ospiti, Franco e Andrea, che tra poco saranno connessi a loro volta. Benvenuti anche a Franco e Andrea. Vedo che Andrea è già connesso, mentre Franco si sta connettendo ora. E vedo anche che comunque c'è, come dire, questo metodo, questa nuova modalità di incontrarci piace, sta riscuotendo insomma il consenso da parte di diverse persone. Ci sono anche diverse persone che ci guardano e come dire, sono presenti da un punto di vista virtuale in modo, se vogliamo, più passivo, e quindi guardano i nostri video in diretta su YouTube oppure attraverso i link che postiamo nei nostri social network. Ora vedo che Franco è collegato e anche Andrea, quindi benvenuti. Buonasera. Ciao, buonasera. Come va dalle vostre parti la situazione? Allora, al sud-ovest del Veneto, Villafranca di Verona, aspettiamo la pioggia, però ancora non è arrivata. Forse arriva, mi pare che si stia annuvolando, quindi speriamo, abbiamo necessità adesso. Beh sì, decisamente. Penso che un po' dappertutto un po' in tutte le parti del Veneto ci sia questo auspicio, insomma. Ma arriva. Bene, bene. Sì, beh, da qualche parte è già iniziato a piovere, anche a Treviso, e quindi penso che da questo punto di vista un po' in orari diversi arriverà un po' dappertutto. Allora, abbiamo visto quindi rispetto all'ultimo incontro che abbiamo fatto che nel frattempo ci sono state, come dire, queste presunte comunicazioni di aperture sia a livello di governo centrale che poi a livello regionale. Adesso vedremo come che andrà, perché in un qualche modo un conto se gli enunciati e dopo sarà anche un conto vedere quelli che sono gli effetti pratici, che se diverse categorie che sta anche protestando, tipo i ristoratori o i baristi o i parrucchieri, perché speravano di poter riaprire anche prima, mentre per queste categorie, se non sbaglio, la riapertura è prevista non prima del... Anche la Chiesa ha protestato. La Chiesa che protesta perché dice sì, che in un qualche modo non si rispetta la libertà del culto. Insomma, è una situazione abbastanza come dire,
preoccupazione non di felice accoglimento di queste ultime manovre. In generale, un commento che mi diria in generale, a parte lo specifico della cosa, è che continua e si conferma la disorganizzazione dello Stato italiano, perché ormai a 2 mesi abbondanti dall'inizio di questa situazione di crisi, per esempio ancora non è chiaro se lo Stato si è preparato, per esempio, a gestire anche solo semplicemente la quantità di tamponi che sarà necessaria, per esempio, ad accompagnare quella che è l'azione della famosa app, no? È inutile fare un'app come quella che hanno tanto propagandato se poi questa app, che darà dei risultati di possibili contagiati, non sarà supportata da una capacità di fare test adeguata. A quel punto non serve a niente e tantomeno se poi non sarà supportata dalla capacità di gestire queste situazioni, per esempio evitando di fare quello che è stato fatto fino ad ora, cioè di tenere le persone come dire, che sono contagiate a casa con la famiglia, portando le famiglie stesse poi ad ammalarsi, a contagiarsi. Ecco, quindi su queste cose non c'è stato alcun miglioramento. Addirittura c'è stata anche una decisione del governo di ieri assurda, perché sono convinti di riscrivere le leggi dell'economia imponendo i prezzi a livello centrale, ma sappiamo che questo hanno tentato di farlo anche un secolo fa in Unione Sovietica, ma non ha mai funzionato. Quindi il fatto di dire impongo un prezzo massimo alle mascherine ha avuto la conseguenza di buttare fuori mercato tutta una serie di aziende che in quei prezzi non ci stavano. Poi oggi il commissario Arcuri ha corretto dicendo che comunque lui non ha impostato, fissato il prezzo, ha impostato il prezzo di vendita ma non quello di acquisto. Ma cioè, voglio dire, la totale mancanza di conoscenza dei principi base dell'economia non è che faccia ben sperare. In generale poi c'è appunto grande preoccupazione anche poi, come detto, da parte di tutte le categorie economiche, perché per quello che avverrà e anche appunto per la lentezza con cui si sta procedendo. Al di là di questo anticipo, poi entreremo nel merito un po' di quello che è il tema invece, che dice che il tempo è maturo per l'indipendenza del Veneto. Mi piacerebbe sentire anche da parte vostra come avete accolto queste nuove disposizioni, e do un benvenuto anche a Marco nel frattempo da Sant'Elena, da capitale. E ecco, se avesse fatto un'opinione, se mi fa piacere commentare un po' queste iniziative prese dal governo, questi annunci fatti dal governo e anche dalla Regione Veneto. Ben volentieri, dopo magari entriamo nel vivo anche del tema del giorno. No, io mi sono chiesto che il 450 force tax, là, come si chiama? Cosa sono... Gli esperti della task force. Cosa sono serviti? Perché mi sembra che non ha risolto nessun problema. Poi abbiamo anche il CNEL, mi sembra che dovrebbe fare qualcosa, quello là non si sente mai nominare. Sì, beh, quello i gran che tentare di cavarlo con un referendum, ma non che si andava bene. No, purtroppo questo cioè il fatto di aver creato un esercito di 450 esperti dà l'idea che comunque, anche se l'idea è molto confusa, no? Perché capisco che te fassi un comitato di 20, 30, metti 50 anche esperti, no? Però in realtà questo non è stato, si dà su numeri elefantiaci classici italiani, e sapendo che dopo questi grandi comitati, che tra l'altro per lo più lavoro in modo isolato tra de ori, non porta a niente. Una delle cose interessanti che in un caso come questo complesso, perché appunto prevede
aspetti di carattere sanitario, ma anche aspetti di carattere economico, sociale, eccetera, poteva essere quello di far lavorare questi esperti in materie diverse assieme, quindi garantendo una interdisciplinarietà, no? Invece IGA crea dei comitati verticali pieni di gente e ognuno che andava un po' per conto proprio. Non mi pare che si abbia ravvisato un grande beneficio di questo lavoro. Tra l'altro non si sa neanche molto perché IGA secreta tutto, IGA obbliga i vari componenti a firmare degli accordi di segretezza, per cui nessuno sa niente, non è possibile fare nessun tipo di critica dall'interno, perché IGA firma proprio un impegno in tal senso, qui che IGA aderia. Per cui ecco, come minimo non c'è trasparenza, vabbè. Sembra che avevano chiesto anche l'immunità, o sbagli? Avevano accennato all'inizio, sì. Sì, mi pare che sia state delle prese comunque di posizione. Non so perché, non so cosa. Sì, non si sa un'unità da cosa, voglio dire, anche perché c'è puramente comitati consultivi, voglio dire, no? Stanno entrando anche altre persone, Ottavio e Rossano, quindi mettiamo anche una visione in gallery, così se vediamo un po' tutti assieme. Benvenuto ad Ottavio, se ci sente, e anche a Rossano. Quindi. Ciao. Ottavio ci chiama da... Ciao. Ciao Rossano, da Quinto. Ciao Gianni. Ciao. Mentre Ottavio non ci sente. Ecco, stavo domandando un po' un commento su queste sulle ultime disposizioni del governo e della regione, per cui invito anche Ottavio e Rossano, se si ha qualche idea, oltre agli altri ospiti, a dare le sue opinioni prima di entrare nel vivo del tema del giorno. Faccio un esempio. Sì. Adesso, lo chiamassi io? Conte, prego. No, vai Franco, c'era un rumore di sottofondo, ma poi parla pure. Sì, adesso io se mi sposto sempre nel Veneto, in un'altra zona, in un'altra città, per esempio nella seconda casa, disobbedisco a Conte e obbedisco a Zaia, in che condizioni mi posso trovare? Chi mi può punire? Caro Franco, da un lato l'essere in Italia ti dà le garanzie di flessibilità, dall'altro sta flessibilità non si esercita verso i malcapitati cittadini che si trova di fronte alle forze dell'ordine che eventualmente ti facesse il controllo e applicasse una delle due disposizioni. Sicuramente non avrebbe torto le forze dell'ordine perché loro per definizione ha un decreto, una legge, la applica e per definizione te che torto te, Franco, per cui preparati a dover versare fogli, perché comunque che abbiamo torto come sudditi, non come cittadini. Nel senso che è chiaro che se te ha delle istituzioni che si muove in contraddizione tra di loro, a chi che ne rimette a fine TCT. Non venirà nessuna delle istituzioni dopo a difenderti, in nessuna sede nel momento in cui tu dovessi incorrere nei controlli da parte come dire, della forza dell'ordine che interpreta in modo diverso i vari decreti. Questo è un esempio però della confusione purtroppo in cui viviamo. E tra l'altro è un'altra caratteristica che viene lasciata sulla nostra pelle il fatto di dover scontare dopo le situazioni. So che ha vissuto anche recentemente, senza tanto come dire, pensare a quello che succederà dopo il 4 maggio, con persone che aveva cercato di interpretare quando chi aveva cavato il limite dei 200 metri, parlando di prossimità, però prossimità non è un'unità fisica geometrica, per cui ti trovi di fronte al vigile, al carabiniere che dà il significato a prossimità un certo tot di metri che sicuramente non è quello che ti chiedi. Per cui ecco, esistono fatte multe, anche se presumo che si possa fare ricorso, però intanto ti toccherà pagare i costi. Il ricorso costa 40-50 euro. Bravo, come minimo quello ti tocca pagare. Per cui è una situazione assolutamente assurda, ma è assurdo tutto l'impianto di questa situazione. Oggi parla non l'ultimo di Scalzacani, ma
la Presidente della Corte Costituzionale, che tra l'altro si è appena guarita anche ella dal coronavirus, la Cantabria, mi sembra che si chiama, che ha detto, guarda che qua i gas, cioè non si possono sospendere i diritti costituzionali, non si è previsto nella Costituzione italiana, e che ne parliamo nei altri indipendentisti veneti, è paradossale, non si è previsto nessun regime di eccezione, di emergenza, come che se è previsto in altre costituzioni, in quella ungherese, in quella francese, eccetera, che ha degli articoli che prevede dei regimi di eccezione, di emergenza. In Italia no. Quindi questo regime d'emergenza che si sta inaugurando con sospensione anche libertà di base costituzionali, di diritti fondamentali, e non l'ho gradito, ma diciamo noi altri sei in totale contraddizione e non ha alcuna base di diritto da questo punto di vista. Non l'ho gradito solo io, ma l'ho gradito anche un altro ex membro, se non sbaglio, a Corte Costituzionale, Baldassarri, mi pare, è sempre in un'altra intervista di ieri, e qualche giorno fa lo aveva detto Cassese. Quindi per tornare alla questione sollevata da Franco, posso dirti che se i più alti costituzionalisti dicono che tutto questo non ha senso, figurate noi altri cosa che possiamo dire, se non purtroppo doversi acciappare bastonare dopo dagli organi di controllo nel momento in cui, ahimè, se troviamo a essere beccati ad aver interpretato male le leggi confuse che questi signori fanno. Quindi per il momento è meglio astenersi di andare contro Roma, via. Anche se il Veneto direbbe sì, puoi andare. Allora, non evitare questioni è meglio lasciar perdere. Ecco. Allora, se uno come me non si fa problemi, questo genere di problemi lo fa. Però è chiaro che se invece qualcuno pensa di avere la ragione e il diritto dalla propria parte, deve stare attento perché, come ho detto prima, rischia. E quindi deve essere consapevole. Dopo può fare ricorso, quello che si vuole, però intanto i costi Gianluca, oggi me l'ha appena detto il mio datore di lavoro, un suo amico prima ha fatto il controllo dei vigili e non ha preso la multa, ha fatto il controllo dei carabinieri e ha preso la multa. Sì, ma nulla di sorprendente, mi sembra assolutamente qualcosa che rientra in quello che stiamo dicendo, perché se addirittura a distanza, immagino, di pochi minuti questo avviene, figurate quanto aleatoria che sia la situazione, insomma, sotto tutti i punti di vista. Perché noi io seguivo quello che ha detto il Veneto e invece Roma ha detto no, per noi vale quello che dice Roma, non vale quello che dice il Veneto. Come i carabinieri a fine, che i nostri ma stipendio che paga Roma, allora ovviamente ascolta quei ma quello che avevo capito doveva essere praticamente che una volta che uno prepara l'ordinanza doveva fargli vedere a Roma doveva dare l'ok prima di metterla. Ma in realtà da questo punto di vista stiamo parlando di qualcosa di molto particolare, però se l'ordinanza è più restrittiva, in teoria, a meno che non vada contro la legge, ma in questi giorni dire che va contro la legge mi pare assurdo, perché chi va contro la Costituzione, in teoria la regione può emettere ordinanze, mentre ordinanze che se più come dire lasche, in teoria queste non potrebbe farlo e il governo potrebbe impugnarle. Dopo probabilmente non credo che convenga impugnarle, anche perché oggi è venuto fuori un sondaggio su Sole 24 Ore e dopo riportato da altri giornali che vede Zaia come il politico italiano più popolare in assoluto, che supera tutti, compreso Salvini ovviamente, e quindi penso che Conte non vada a impugnare quello che fa Zaia. Semplicemente dopo negli effetti pratici non troverà rispondenza e quindi che rimetteremo noi altri, però probabilmente lui si scontrerà, anche perché se magari il governo si scontrerà con qualcuno è più probabile che si scontri con la Lombardia, dove sta una gestione più, come dire, complessa, per usare un eufemismo.
Ecco, questo però vi dà l'idea, penso, ne dà l'idea della confusione totale in cui viviamo, appunto, in cui vi hanno presi questi provvedimenti assurdi. Non so se prima gli ultimi ospiti c'era collegai, ma non ultimo dei quali quello del prezzo imposto delle mascherine in vendita a 50 centesimi, quando magari il suo costo è di 90 centesimi, come che si sta dimostrando a qualche farmacista che quindi ha detto, vabbè, mi dispiace, ma noi vendiamo più. 600. Esatto. Quindi ecco, totale confusione, totale mancanza di prospettiva, perché questo emerge. Ovviamente sulle scuole, sugli asili, nessuna decisione che vada incontro o che sia compatibile con le altre decisioni di riapertura del lavoro. Sarà quindi da capire, anche come si è già detto, nel momento in cui si riaprirà. La mia amica ha detto che i putai li metti in freezer e li tira fuori a settembre. Vabbè, per carità, c'è anche un modo di affrontare il caldo, per cui, ma insomma mi pare un po', sì, non so se sarà la soluzione adatta. Ecco, non so se appunto qualcun altro voleva fare qualche commento sulla situazione, su questo genere di provvedimenti. Volevo dire sulle mascherine. Sì. Allora mi sono andato in farmacia ancora 15 giorni fa, ho comprato mascherine, a parte mi ha messo l'IVA al 22%. Sì. Allora ho fatto un ragionamento. Quei soldi che dà per la protezione civile, IBAN, che servono per comprare sanitarie e cose sanitarie, pagheranno l'IVA su quei prodotti. Quindi quei soldi là, quasi un quarto va allo Stato. Sì, anche se adesso, assolutamente sì, è evidente, anche se adesso sull'IVA, se non sbaglio, già sta abbassata, no? A livello europeo già sta, ma per decisione europea però, non italiana. Visto che qua si parla sempre male dell'Europa. Però assolutamente sì, è evidente che l'IVA... Mi sembra un po' un furto, insomma. Beh, che discorso. Su questo non che piove, assolutamente. Come tante altre situazioni in cui si va a pagare le tasse su alcune cose di esigenza stretta, estrema, è evidente che insomma di seri dubbi su quel genere di provvedimenti. Cosa ha detto te anche Rossano di questi provvedimenti? No, mi sono ciappato appunto del coso, del vice dello sviluppo economico, che è un certo Buffagni. Che sto qua ieri ha esordito dicendo che sarà degli aiuti a fondo perduto per le partite IVA meno ricche. Cioè, riagganciamo al discorso confusione. Cioè, allora, mi fa campare, fa solo operaio, per cui non sono una partita IVA, ma mi mettono i panni di questi poveri, cioè, di questi poveri disgraziati, che e ora chi ha sempre trattai come di ladri, perché cioè, se uno ha una partita IVA, se uno ha un'attività in proprio, minimo se ladro, se non evasore. Dopodiché ora ti dà l'aiuto a fondo perduto ai partite IVA meno ricche, cioè, e ora ti si devo dirmi che ti si devo aiutare gli evasori, cioè, sì, e ora, cioè, dai, a cazzo. Posso fare un esempio? Vai Riccardo, da dove chiami tu Riccardo? È da Romano Ezzellino. Fantastico. Romano Ezzellino, Bassano. Sì, Bassano. Mi sono un piccolo produttore, un piccolo commerciante in questo momento e ho avuto tanti di quei problemi con la burocrazia romana che nel corso di 10 anni i mega magna più di 300.000 euro. Quindi non c'è da calcolare tasse che si versa e tasse che non si versa, c'è da calcolare tutto quello che fa per tagliare le gambe qua alle persone che vuoi lavorare. L'esempio è breve. Mi ho fatto una stufa nel 2009, portare in Germania a certificare, la certificazione ha ottenuto dei risultati incredibili e l'Austria aveva darmi un contributo di 320.000 euro. Il brevetto che ho mandato a Roma non si è più tornato indietro. Arriva dopo 6 anni e non ho potuto fare l'estensione in Austria.
E questo me l'ha comprato dopo aver fatto investimenti di 100-200 mila euro per creare sta benedetta stufa. Non mi so più girare, sono sempre quelle banche pronte a saltarti addosso. Non contenti, la burocrazia italiana cosa ha fatto? Ha fatto nell'arco dal 2009 a oggi, ha richiesto 5-6 volte certificazioni diverse. E mica a mestua su e giù da Germania, Cecoslovacchia, Austria, per fare certificazioni richieste da questi bastardi. 72.000 euro di certificazioni. E ora, mi deste stue qua che 92 un centenaro. Ma se ti pensi che 320.000 euro da una parte, 72.000 euro da quell'altra, adesso le prossime stue quanto ho da vendere per riprendermi del capitale che ho perso negli ultimi 10 anni? Mamma mia. Allora, questo è un esempio, ma come mighi ne tantissimi. E siamo arrivati a un punto dove che non c'è più, noi che sta più dentro perché non ha più SKEI. Quindi i SKEI che arriva dall'Europa che serve per pagare stipendi pubblici e pagare 6 ore. Non c'è più niente né per partite IVE né per gli operai del settore privato nel nord, perché al sud in qualche maniera li fa. Ma al nord non fa assolutamente niente, perché c'è un programma che è in corso da 20-30 anni, quello di distruggere completamente la potenza industriale e commerciale del nord Italia, soprattutto qua del Veneto. Cioè, io ho in mente da anni, mi ho un fradeo che c'era dentro sulla pubblica amministrazione, e non so che mi piace tanto la cosa, perché però io mi dice sempre, andavo in giro e avevo l'ordine da parte di Visco, ancora parlo di 10 anni fa, di entrare nelle aziende venete e distruggerle, perché siamo pericolosi. Allora, a questo punto qua adesso cos'è il virus? E io giustamente ne approfitto di questo virus. In tutti i casi, ma in tutti i casi per farne stare anche buoni, impaurirne, farne stare buoni. Cosa abbiamo da fare? L'economia va giù di un 20%, il PIL, 20% su 1.600 miliardi del prodotto interno lordo, quanto c'è? C'è centinaia di miliardi che ha bisogno, che manca a iori, per un debito pubblico che è di 900 miliardi annui, chi spende, e che manca a iori, niente, non arriva più niente. Cioè che abbiamo il deserto davanti. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa, bisogna che i sindaci e il presidente della regione i punti PIE e tenersi qua le ultime risorse che abbiamo. Ma questo, io l'ho detto in Parlamento ieri sera, mi pare, o stamattina, questo non sarà possibile, prima il Sud. Ecco, tutto là, mi sono sfogato, adesso disimmi qualcosa agli altri, dopo se avevi bisogno di qualche mio intervento in termini di piccolo commerciante, piccolo produttore, vi so dire qualcosa. No, Riccardo, intanto grazie, perché la tua testimonianza, come dire, autosemplificativa, autoesplicativa, diria. In poche parole, sì. Penso che se c'è qualcosa che fa gridare vendetta, penso, no? Perché uno dice, bene o male, anche te fa queste cose, ti inventi, te cerchi di creare benessere, ricchezza, eccetera, dopo te ha questo genere di premi dal sistema, no? In generale è assolutamente assurdo che sia questo atteggiamento, come che te testimonia anche a te, di contrasto fondamentalmente alla piccola e media all'impresa veneta, alla capacità che i veneti ha di fare economia, è assolutamente un assurdo, perché bene o male c'è anche il metodo attraverso cui questi signori si vedeva pagare i stipendi. E cosa comporta questo? Adesso comporta infatti che se troviamo di fronte a proposte tipo quella di cui abbiamo discusso anche l'ultima volta, de Messina, dell'amministratore delegato della Banca Intesa, che per risolvere la situazione vorrebbe andare ad attingere ai risparmi privati e costringere probabilmente in modo spintaneo le famiglie e le persone a comprare bond e titoli pubblici, e titoli pubblici italiani, no? De solidarietà. Ecco, è chiaro che c'è un buso che si viene a creare. E le cifre ormai le gadite, ti parlare del 20% del PIL, su 1.600 miliardi, da 320 miliardi. Non è un caso che appunto Messina parlasse di un piano che va tra i 300, i 500, i 700 miliardi.
questo è quello che viene a mancare. Il problema è che con una cosa di questo genere, invece di andare ad avere un motore virtuoso che crea benessere, anche pagando col giusto pagamento delle tasse, non certo con lo scorticamento che fa l'Italia, Lori invece a questo diciamo, motore virtuoso che crea benessere per tutti, gli preferisce l'una tantum della botta e via del furto dei cittadini, dei risparmi delle famiglie. Come nel 92. Come nel 92. Cioè, Lori fa presto che tu capire, mica problema. Dopo domani vedremo, cioè domani, l'anno prossimo, fra 2 anni, vedremo. A quel punto loro, i Seboni, assolutamente di tutto, e proporrà probabilmente l'uscita anche in estrema sintesi dall'Europa, dall'euro, e comincerà a stampare moneta, a svalutare, a fare follie, però noi altri veneti, e qua magari direi di entrare nel merito del tema del giorno, dovremmo cominciare a pensare se vogliamo far parte di questo film, perché voglio dire, questo film già oggi sta distruggendo il nostro intero sistema produttivo, la nostra intera capacità di creare benessere e ricchezza, basata sul fatto che, come dire, che c'è una cultura, ancora una cultura del lavoro, una cultura del fare bene, del creare, dell'inventare, del darsi da fare. Con la distruzione di questi giorni e quella che sarà invece la distruzione finanziaria che avverrà da qua a breve, per noi altri veneti non che c'è un futuro in questo stato, voglio dire. Per noi altri veneti che sa adesso che c'è patimento e passione, ma che sarà la disperazione, per cui mi credo che questo sia il momento veramente in cui bisogna tutti quanti alzarsi in piedi e dire no, basta, questo deve essere il tempo dell'indipendenza del Veneto, e non che sia autonomie, perché in un sistema del genere non c'è spazio per l'autonomia, non c'è spazio per niente, figurati se c'è spazio per l'autonomia è semplicemente, come dire, una caramella che viene ostentata e mostrata per illudere le persone, perché sarebbe bello vivere in un bello stato federale, uno stato svizzero, ma un'Italia svizzera non può esistere, perché ogni volta storicamente che qualcuno che ha pensato di creare il federalismo nella storia italiana si è cacciapato che bastonai colossali, ma parliamo da Cattaneo che ha dovuto andare a morire in esilio, anche a persone del sistema, o Minghetti, voglio dire, no? O successivamente, come dire, quei che approvai in modo serio, un Miglio per esempio, rapidamente si sta allontanando addirittura dalla sua stessa lega, di cui era il come si dice, il pensatore, l'unico preparato, voglio dire, che poteva pensare a una riforma di questo genere. Per cui adesso che sia qualcuno che ancora in Veneto ne viene a parlare di autonomia, pensando che questa caramella ormai scadua sia qualcosa di sufficiente per indorarne la pillola del restare in Italia, direi che non gasseggio. Bisogna veramente che se convincemo che è solo l'indipendenza del Veneto, così come avviene in quegli altri paesi europei che hanno preso questa coscienza, dove che non c'è forza autonomista, c'è forza indipendentista. Dopo la forza indipendentista può anche per una tappa prendere e negoziare alcuni aspetti delle riforme autonomistiche nel tempo, ma perché ha la forza di capire che va arrivare all'indipendenza. Invece il contrario non avviene di sicuro. Per cui dobbiamo assolutamente alzarsi in piedi, e soprattutto mi so che è una missione impossibile, ma bisogna anche fare la pressione di fronte a tutti i vari rappresentanti veneti perché lo faccia. Sappiamo benissimo che non avverrà, perché oggi leggevo, se Zaia diventa il politico italiano più popolare, significa che si sta creando un percorso per andare a prendere i frutti in quel di Roma, che dopo lui deciderà di coltivare questi frutti facendo il governatore del Veneto, facendo il capo partito, poco probabile perché lui è più un amministratore, o facendo il ministro, il presidente del consiglio del governo italiano, è un problema suo. Ma quello che noi altri dobbiamo sapere è che purtroppo in mancanza di atti sui non c'è assolutamente la speranza che
possa essere l'interlocutore su cui noi altri mettiamo le nostre fisce, su cui potremo puntare per ottenere questo obiettivo. A meno che, ma da dopodomani, non ne smentisce, mi sarebbe la persona più felice del mondo ad essere smentita, si alza in piedi, e visto che bene o male ha sospeso la Costituzione, come che ieri ha detto anche un autorevole giornalista di Repubblica su una trasmissione televisiva, che ha detto, sappiamo tutti, non si è scritto, c'è un accordo, come dire, tacito, però già sta sospesa la Costituzione. Bene, visto che la Costituzione sta sospesa, non vale neanche più l'articolo, come dire, 5 sull'unità e indivisibilità dello Stato italiano, e quindi Zaia può operare, voglio vedere chi che lo ferma in questo frangente, se lui dicesse basta, ne aver rotto le scatole e il Veneto fa da sé. Sicuramente non lo farà mai, però noi altri che abbiamo tutto il dovere di imporgio, no? Di domandario, di imporgio. Lui risponderà a picche, lui prenderà tempo, lui farà altri generi di manovre, ma noi altri dobbiamo farlo, e contemporaneamente dobbiamo prepararsi, perché dobbiamo creare le condizioni per trovare invece quella classe dirigente che possa fare nel più breve tempo possibile. Dobbiamo quindi togliere ogni alibi a questi personaggi, togliere ogni possibilità, a maggior ragione adesso chi si è diventati popolari, e nel contempo dobbiamo darsi da fare, perché se questi personaggi, come è molto probabile, non farà nulla, dovremo creare le condizioni perché sia altri a farlo. Ma cosa che ne pensate? Proviamo, puoi darci qualche suggerimento pratico di questi passi che potremmo fare, che dovremmo fare per il futuro? Beh, per esempio, potremmo lanciare una petizione tranquillamente, lo si può fare, però deve essere supportata in modo importante, proprio la Regione del Veneto, perché faccia considerata la situazione, perché faccia un passaggio importante che arrivi alla dichiarazione di indipendenza del Veneto. Considerata la situazione in cui versiamo, penso che se parte questa petizione, tranquillamente se possa raccogliere il consenso da parte di tanti nostri concittadini, e questo sia un qualcosa al quale il governatore del Veneto non possa non rispondere. Lui risponderà che non può, che qualcosa risponderà, e noi altri diciamo: ma come? Gavepo 2 sospendere tutti i diritti costituzionali, tutte le libertà costituzionali, e Tino Tepol andare su un singolo articolo dove c'è scritto anche per inciso a metterti come dire, in contrasto, a fare qualcosa che possa essere diverso, tenendo presente che tra l'altro te farissi all'interno di un percorso di diritto internazionale che comunque lo renderia legittimo, visto che la stessa Costituzione prevede rispetto e si rifà alle norme di diritto internazionale riconosciute e consolidate. Per cui mi credo che sia tutte le condizioni per poter fare questa pressione. Anche perché sei trasversale, non sei partitica. È trasversale, per cui magari se parecchiamo questo testo, se lo condividemo, cosa è pronto, lanciamo questa petizione. Che vuoi una bozza. Che vuoi una bozza, la condividemo. E che vuoi gli indirizzi dopo precisi a cui dove spedirla. Intanto la bozza. Beh, gli indirizzi sono pubblici, perché il governatore del Veneto ha degli indirizzi pubblici, non questo problema. E quindi è facilissimo spedirla. E quindi questo è l'ultimo dei problemi. La bozza si apparecchia, che si sa, di fatto, entro qua qualche giorno l'apparecchio, ve la sottopongo, così mi dite anche voi altri, un po' tutto il pubblico, i simpatizzanti, cosa chi ne pensa, e si raccoglie le osservazioni e via. Posso? Con piacere. Allora, stavo pensando che bisogna che il governatore Zaia si spaventi. Sì. Si spaventi con dei dati. Bisogna dargli dei dati reali, effettivi, di come che sta la situazione qua e come che è la situazione all'estero. Di quello che già era 30 anni fa e di quello che si stanno. Che ha il PIL del 300-400%.
abbiamo una curva talmente verso il basso rispetto a Baviera. Nell'82 e nell'83 che facevamo concorrenza a Baviera, avevamo più o meno stesso tipo di prodotto interno lordo. E niente, adesso che abbiamo fatto, che abbiamo avuto un calo di 10 volte. Sì. Di 10 volte dall'82 oggi. Cosa succede? Che ne manca pochi mesi per il riferimento, cioè l'Italia faisse, se trascina Drio il Veneto e dall'Europa viene a prendere viene a prenderne i porti, viene a prenderne le montagne, tocchi dei laghi, tocchi delle coste, tocco di Basilica di San Marco, i biglietti di Basilica di San Marco, e ti perdiamo tutto quello che abbiamo fatto in migliaia di anni. Allora bisogna spaventarlo, dire che sta attento, qua non te che spazio, ti te puoi vivere con l'Italia per qualche mese, oppure te puoi vivere col Veneto per i prossimi anni e entrerà anche nei libri di storia. Niente, stiamo sotto, stiamo nei postille e ti entri nei libri di storia. Bisogna spaventarlo con dati reali che neanche io conosce. Con firme, con sottoscrizione di tanta gente. E con tanto consenso. Sì. Credo che questo sì sia assolutamente qualcosa che si può fare in tutte le condizioni. Mi credo tra l'altro che un processo di indipendenza del Veneto in questa fase storica possa trovare anche il favore di altre potenze internazionali, perché ricordiamoci che questi processi non può avvenire se ti notagade degli appoggi anche a livello internazionale. Storicamente gli stati che si sono resi indipendenti già riuscì ad avere questo genere di appoggi e il Veneto si trova in una situazione tale per cui in questo momento ha degli interessi molto divergenti rispetto a quelli italiani. L'Italia si trova in rotta di collisione con l'Europa, molto probabilmente anche per le cose che dicevamo prima, si troverà a dover scegliere fra un anno e mezzo da dover uscire, se non prima, da dover uscire dall'euro e dall'Unione Europea. In quel momento diverse potenze europee potrebbero dire, beh, magari anche l'Italia la facciamo andare fuori, ma se il Veneto, penso la Lombardia probabilmente, ma comunque il Veneto, dove c'è una maggiore autocoscienza, diventa indipendente, probabilmente in questo frangente lo appoggiamo, così come chi appoggia la Scozia nei confronti della Gran Bretagna una volta che la Gran Bretagna va fuori dall'Europa. No? Interessante. E questa credo che possa essere l'incidente di cui il Veneto ha bisogno, perché se no resta lo status quo. E l'Italia ormai è evidente che si trova in questo genere di percorso, probabilmente da quanto che emerge, diversi anche nel nord Europa, sta cominciando a farsi l'abitudine che l'Italia andrà fuori. Esatto. A questo punto, piuttosto che dover pagare i debiti noi altri, a chi va fuori. E quindi questo potrebbe essere veramente un momento storico, una finestra di libertà, di opportunità veramente importante. Questa è la seconda finestra. Vero? Sì. Assolutamente. Sono assolutamente convinto. Sì. Mi sono convinto che effettivamente, ma mesi da anni, anche parlare forse, che l'Italia sarebbe uscita dall'euro, ma non che sarebbe uscita dall'euro, quindi avrebbe buttato fuori. Perché niente, creiamo un'inflazione enorme nella moneta dell'euro e continua a fare i soliti enormi finanziamenti verso l'Europa a causa dell'Italia e della Francia. E non stiamo a dismentecarsi che insomma con tutte le botte dei quantitative easing, che la Banca Centrale Europea ha pagato nel corso di questi anni sotto la gestione dei Draghi e 4.000 miliardi. Adesso, questo non è che faccia gran piacere, voglio dire. Per carità, è vero che dopo l'euro con questa situazione magari può essere che si mantenga in un equilibrio col dollaro tale per cui lo sbasse del valore, però non credo che faccia piacere a nessuno andare a impedire a Banca Centrale de squasse fondamentalmente del debito pubblico e dei titoli pubblici italiani attraverso gli acquisti finanziari
attraverso appunto il quantitativo. Esatto. Anche bisognerebbe che gli europei dicesse ai politici italiani intanto di tirarsi su stipendio, che è il stipendio più alto d'Europa. Ingiustificato. Quella seria una questione, come dire, di coerenza. Mi pare che sia, leggevo, uno stipendio che sia a livelli praticamente tripli rispetto alla media europea, a livello di stipendi di politici italiani. È veramente qualcosa di vergognoso. Però dimostra quanto sfacciati chi gente. Sì. E d'altra parte è come dire che abbiamo dato ben donde noi altri, perché da bravi, da persone per bene mansuete, mi pare che tutto si è fatto in Veneto, fuorché protestare in modo serio di fronte a questa situazione. Si è sempre buttato giù l'amaro calice e si è andati avanti a lavorare. Probabilmente solo adesso che se arrivai proprio a tirare la corda in un modo insostenibile, si sta creando le condizioni per dire no, ma aspetta, cioè, prima che te tiri proprio il coeo, un attimo che forse con un sussulto di vitalità. Ecco. Di dignità. Di dignità, insomma, perché adesso il GA veramente supera ogni limite e penso che possa essere anche delle condizioni anche favorevoli da quel punto di vista. Sì, perché quando appunto, come ho già detto anche questa volta, si sente che toccare il taccuino, tanta gente si sveglia anche a ore finalmente. Sì. E comunque c'è anche a rischio, perché non è detto che, per dire, sta manovra non si è mai riuscito in questi termini, perché se non è da oggi, come dire, da Tremonti che ha cominciato a circolare sta favola, che insomma il debito pubblico italiano non è così grave perché i risparmi privati che si alti, no? Dice sì, ma siccome c'è ricchezza privata il debito pubblico in italiano sì, piccolo particolare. Questo perché abbia senso vuol dire che sei di vasi comunicanti, cioè vuol dire che lo Stato, la parte pubblica va a sottrarre la ricchezza privata, perché altrimenti sei due vasi non comunicanti in cui come dire, no, questo principio non aveva senso. Dai tempi di Tremonti chi cerca in tutti i modi di creare questo grande concetto di versamento, di acquisto di titoli pubblici, fondamentalmente quella che si può chiamare la versione contemporanea e moderna dell'oro alla patria, e quindi c'è da un po' da una decina d'anni abbondanti che in tutti i modi cerca di ottenere questa cosa, ma in modo sì, perché tecnicamente è solo un modo per riuscire, è il furto, cioè, nel senso bisogna volontariamente e famiglie dei veneti, ma anche degli italiani in generale, non si è così suicide da andare a ciappare i soschei da metterli sui titoli pubblici italiani. Bisogna che ti obblighi, cioè bisogna che ti fassi un premio. Ed è un bel premio ai consulenti bancari, come chi ha venduto i junk bond. È vero, però non i termini che serve a loro. Non che sei più skei, non che sei più skei, però che c'è ancora qualcosa sui conti correnti di qualcuno, no? Sì, allora, comunque che c'è circa al netto di passività 3.900 miliardi, di cui la parte immobiliare non mi ricordo quanto che sia. Ah, beh, in immobili, sì. No, a parte immobili, ma di questi 3.900 miliardi non so quanto che sia immobili, quanto immobiliare, ma loro vuole i skei, i saldi a conto corrente, non vuole immobili, perché delle prime case non se ne fa niente, cosa si vendi a nuda proprietà? Quanto realizzi tu con nuda proprietà? Il 20%, il 30%? Cioè non lo so, perché la maggior parte delle proprietà, come dire, dei cittadini le prime case, dopo sì, che c'è una percentuale minore che anche in seconde, eccetera, però il grosso del patrimonio immobiliare è quello non gli interessa. A ora gli interessa i skei, a ora gli interessa il patrimonio mobiliare, il CC, i saldi e conto corrente. Quello mi interessa, ma l'ho detto, cioè, guarda che se passa sotto silenzio, ma che c'era un'intervista a 2 pagine su Sole 24 Ore sabato scorso a Messina, e con tanto di cifre, per cui voglio dire, non c'è da sorprendersi. Dopo un'altra cosa che è venuta fuori in questi giorni interessante, che vi segnalo, se sta la consulente, una consulente del governo, tale Mazzucato, che insegna anche, per carità, all'università londinese, anche, come dire, che ha un certo nome, però
è leggermente comunista, marxista, che ha detto allora sì che devi scale le imprese, però i da fare investimenti che desiderano gli altri. Quindi serve lo Stato, ha detto, serve lo Stato imprenditore. Ma lo ha detto Mentana anche un po' sul suo post, grosso modo, falsa riga era quella. Ecco, cui... che Mentana seria la voce critica. Per cui tu dici, ma sì. Allora, cioè, a questo punto, voglio dire, che senso ha anche che sia tutto sto reticolo industriale, sti imprenditori, sta forza viva in Veneto, se tanto che c'è lo Stato che pensa a fare l'imprenditore, perché sicuramente loro sono bravissimi, no? Come se sempre stai storicamente. Un'altra task force e via. E quindi dire sì, mi ti dai Sky, però i Sky dopo ti metti dove che ti dico. Se si rendiamo conto di questo vuol dire che si follia. Un altro punto del piano del Messina è il TFR. Dice il TFR va a locai per investire in titoli pubblici anche là, in bond e titoli pubblici italiani. Però scusa, ma il TFR ne dovrebbe essere investiti in, come si dice, piani previdenziali, progetti, fondi previdenziali. Fondi previdenziali. No, a cavalli e mi ha messi... Allora, non si fida più le banche dello Stato e voi che si fida il cittadino. Ma loro, siccome appunto è impossibile che il cittadino si fide, è evidente chi lo obbligherà, il cittadino. E quindi non so come, perché anche là c'è venuto fuori qualcuno che ha detto ciao Mattino, sai che ti posso dire che ti fa le robe a tasso, come dire, senza tassare sta cosa, perché bisogna che te tassi tutti i titoli, non ti porta a tassare solo i titoli italiani, perché questo è leggermente contrario a diverse normative, voglio dire, no? Una regola più, una regola manco. Sì, ma non ti puoi fare un privilegio verso un titolo rispetto a che un altro dal punto di vista fiscale, no? E quindi probabilmente pensare, tu vedi chi lo aggancia al sistema, all'assistenza sanitaria, dire, se te vuoi l'assistenza sanitaria, gli cambia il sistema, no? Dal sistema italiano a quello tedesco all'italiana, dove in Germania ti tega l'obbligo di farti un'assicurazione sanitaria, no? E a un lavoratore la paga per il 50% il datore del lavoro, appunto con trattenuto in busta paga, e per il 50% il lavoratore stesso, anche lui sul netto della sua busta paga, che è un prelievo automatico da parte dello Stato, e quindi si paga il 50% dell'assicurazione sanitaria. Sti qua sarà buoni da fare un sistema del genere all'italiana, in cui invece di farti l'assistenza sanitaria ti fanno super assistenza sanitaria per darti gli stessi servizi che magari ti daria normalmente, però risulta sta quota di debito pubblico che comunque i vuol far gammagnare i cittadini. E comunque è massa grande ancora. Nigheriva perché comunque... manca 500 miliardi primo anno. Sì, 500 miliardi, ma soprattutto... Il primo anno. Il primo anno, su questo è il problema. Cioè, non c'è che dopo l'anno prossimo questa roba via mano. Per cui stiamo parlando di questo mezzo trilione di euro di cui si è disperatamente alla ricerca. Non per niente si deve fare tutto questo teatrino con l'Europa, gli rifiuta anche al MES senza condizioni, che praticamente ti fa i prestiti quasi a zero, e lo rifiuta perché io non vuole prestiti, io rivolgo erogazioni a fondo perduto, io rivolgo SKEI, ma SKEI senza doverli tornare indietro. E l'unico modo che ha per farlo è di sottrarlo ai cittadini. D'altronde se l'Europa dopo te che porti a portare gli scontrini, come sei che te fa distribuire questa pioggia di SKEI tra le varie elemosine? No. E tra l'altro non solo che deve portare gli scontrini, deve spenderli solo per la sanità, per il Covid. Ma l'Origas ha detto che qualcuno ha detto sì, ma cambierà il logo all'Italia che fa a Croce Rossa. Questo sta in Svizzera. L'Italia solo il tricolore dice no, diventa un sistema, diciamo, in parte integrante del sistema sanitario. Sì, il trasporto dei maiali via aerei, quello che ci ha proposto. Sì. Mentre che invece come la Svizzera che Croce è fatta perpendicolare a nostra, è proprio a livello di cancellazione proprio. AX. Beh. No, ma noi altri stiamo ridendo, ma questa è la realtà dei fatti.
Questa è la realtà dei fatti, drammatica, che purtroppo non evinci, cioè te lo leggi tra le righe dei giornali, perché i giornali ovviamente come dire, là improntati a decantare tutto il padrone. Il padrone e il teatrino. La realtà drammatica te hai vinci, perché te fa uno che fa doppio capisce, dice ma come? Non sta in piedi sta roba. Per cui credo che questo possa essere un momento, in questa situazione drammatica per l'Italia, per il Veneto, nella drammaticità, può essere una situazione in cui si verge un portone. Si può verge un gran portone. Può essere un portone. Sì. E quindi dobbiamo essere pronti, però dobbiamo fare un tam-tam, dobbiamo fare anche, come dire, insomma, è da tanti anni che si è diversi che si sta impegnando sulla questione indipendentista. Bisogna avere anche la capacità di fare un po' di analisi critica su tutto e su tutti, però bisogna andare a starsi alle spalle, come dire, tutto quello che si sta fatto, che non c'è poca roba, perché, ripeto, insomma, stiamo parlando di 10 anni in cui siamo riusciti a organizzare un referendum per l'indipendenza del Veneto via internet, che ha portato qua tutti i giornali del mondo, quindi sta fate passi da gigante nella consapevolezza. 70 quintali di buste che portate in giro. Ecco, vedi Riccardo, ti ricordi bene. 1.500 euro di gasolio. Ho investito e non ho fatto niente. Esatto. E lo abbiamo fatto in tanti. Credo che adesso si possa aprire una finestra importante, però bisogna riuscire a coinvolgere, a ragionare anche con un modo nuovo. Questo è importante, perché in questi momenti non bisogna essere fissati su paradigmi e su schemi, come dire, del passato, ma bisogna essere capaci di fare un salto in avanti e di ragionare in modo innovativo, in modo che ne permetta di entrare e a cogliere queste opportunità nel prossimo futuro. Ecco. Credo che sia delle buone possibilità. Dipende da noi altri, dipende dai veneti, fondamentalmente. Buttiamo su sta bozza. Mica lavoro. E dopo la condivido, e magari preparo una paginetta in modo che magari anche coinvolgo le persone che dopo vogliono partecipare in modo attivo a questa bozza, oltre che noi altri, e dopo ne discutiamo qua in un evento come questo, e la condividiamo su un documento Google in rete, in modo che tutti possa accedere. Altri gruppi indipendentisti secondo te ne potrei seguire anche loro? Allora, sto notando una cosa negli altri gruppi indipendentisti, che c'è movimento anche là. Ho visto che c'è subuglio, perché dalla base qualcuno come dire, che ha lanciato delle iniziative quasi estemporanee, che però ha fatto rumore. E credo quindi che possa essere un momento di attenzione, per quello anche dicevo dobbiamo andare oltre, perché penso che tutti si renda conto che il modo di ragionare vecchio non porta da nessuna parte, quindi le forze sane penso che possa capire questo concetto. Che convegna cartaceo o una cosa online anche? Intanto online, anche perché cartaceo infatti per quello dico muoversi e dei oggettivi problemi. Online posta certificata? Ma no, si fa un documento Google, area riservata, basta che ognuno abbia un account Gmail, qualcosa, o comunque se non lo ha mi manda la sua email che lo creo mi. Usiamo gli strumenti di Google, chi se, come dire, in questa fase mi pare i più facili e che permetta la condivisione e il lavoro a più mani contemporaneamente. Facciamo un piccolo gruppo di lavoro e vediamo come che questa cosa può acciappa piede, perché ripeto, la gente è veramente stanca e ha bisogno anche di vedere come dire un percorso che viene lanciato, che non sia solo di protesta, ma che sia un percorso chiaro. Noi altri lo avevamo il percorso chiaro, dobbiamo solo incanalarlo e permettere ai veneti che i confluissi.
Perché se adesso vede che ha promesso non gli arriva, adesso stava buoni sperando che arrivasse Ischei, ma finché non arriva attacca... sì, che c'è tanta difficoltà, malcontento, difficoltà, anche se preoccupazione, perché da un lato c'è la preoccupazione per la salute, dall'altro c'è la difficoltà economica, dall'altro c'è i pensieri fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra un anno, cioè dei fasi di preoccupazioni molto complesse. Che sei prigioniero che non ti sa se come muoversi. Sicuramente questo può essere un momento favorevole. In più, la gente ti ascolta. Da Luca, ho la consorte che mi chiama disperatamente. Franco, buona cena e saluti anche alla va bene, attendo per il prossimo incontro. Arrivederci. A breve. Saluti Ciao, a tutti, Franco. buona serata. Ciao. Buona serata a tutti, salve. Beh, direi che potremmo andare anche noi altri un po' verso la conclusione per non farlo troppo lungo. Non so se c'era qualcun altro che voleva aggiungere qualche punto di vista, qualche idea. No, secondo me l'idea è buona, bisogna puntare là e anche diffonderla in lingua straniera, in inglese e in tedesco. Ah beh sì, dopo quello non sarà un problema. Non è un problema. Va bene, grazie allora, tante. Grazie ragazzi, se vedremo fra qualche giorno, come al solito dopo. Spero una roba che sto giro i Veneti la voglia di indipendenza, no? Chi l'aspetta dal divano, chi l'aspetta dalla finestra. Assolutamente. Perché guardare dalla finestra è buoni tutti. Per cui è meglio. Cioè, stavolta non si acciappa dal balcone. Difatti, perché quando ci parla appunto, questa qua è il Confesercenti di Roma. Prevede 1/3 dei bar e ristoranti chiuderanno, dopodiché 27.000 partite IVA, artigiani e negozi in chiusura, 450 hotel, 400 gelaterie falliranno appena aperte. Questo quasi Roma, non oso pensare cosa che succederà a Venezia, visto che cambia sul turismo. Per cui l'indipendenza non si fa dal divano, non si fa solo che col click, ma si fa con partecipazione. Assolutamente. Non occorre gesti eclatanti. Sì, sono controindicati i gesti eclatanti, però sì. La determinazione però sì, e la partecipazione. Appunto, a determinazione e partecipazione di tutti. Basta. Grazie. Perché anche a Jesolo ho visto tanti chiudersi, vendersi. Ah sì, tanti si là vicino a Jesolo, che è un punto di vista privilegiato. E anche molto probabilmente dopo la paura è chi che entra, chi che compra. Ah sì, anche perché nelle coste che già sta qualche sindaco che aveva fatto, già sta, come si dice, implicare, no? Esatto. Questioni degli amici, non so ben se del 'ndrangheta, Camorra. Sì, qualcosa. Quindi ha paura anche qui che entra certa gente che fa... penso che sia una paura assolutamente giustificata. Sì. Occhi aperti, perché purtroppo qui è veramente da aver paura di quella cosa là. Va bene. Ragazzi, buona serata a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.